C'è un serio pericolo di chiusura perché appunto viene chiesto di ridurre i conferimenti proprio alla luce di questo esubero di latte nel mercato. Potrebbero essere davvero tante, tra le quasi oltre 1000 stalle venete, delle quali 322 sono in provincia di Treviso, quelle a rischio chiusura. L'allarme è scattato quando la Granarolo, la cooperativa di raccolta e lavorazione più grande d'Italia, con gli auguri per il nuovo anno ha annunciato ai suoi soci l'esubero di scorte e valori di acquisto del latte fuori quota da 53 a 27 centesimi al litro. L'abbiamo presa in maniera estremamente preoccupata e appunto siamo in difficoltà perché la comunicazione dice che l'esubero di latte che c'è nel mercato ha portato a una diminuzione del prezzo stesso del latte e a dover garantire e diminuire il quantitativo di latte da conferire alla società cooperativa. È forse il segnale più evidente dell'immissione nelle nostre filiere di latte estero, dalla Francia e dalla Germania in particolare, ad appena 16 centesimi al litro, che sta mettendo fuori mercato i nostri allevatori, considerando che hanno costi di produzione minimi di almeno 50 centesimi al litro. Il risultato è che il latte rimane nelle vasche, soldi alle stalle non ne arrivano e se va avanti così chi arriverà invece sarà l'ufficiale giudiziario. Quelle che vorrebbero chiudere non possono chiudere perché sono quelle che hanno investito, e se chiudono com'è che fanno a pagare i debiti che hanno fatto? Per qualcuno l'immissione di latte a prezzo stracciato dall'estero potrebbe essere addirittura una mossa finanziaria per uccidere la produzione interna, se non per eccellenza come Grana Padano o Asiago, per poi prendersi il resto del mercato fatto di formaggi molli e mozzarelle. Per altri, più semplicemente, l'ennesima mossa affaristica di alcuni trasformatori e della grande distribuzione, gli unici a guadagnarci in una filiera così destabilizzata. I prezzi dei formaggi sono cresciuti, ma se adesso il latte va giù devono rimanere sempre allo stesso livello, oppure potrebbero essere anche, diciamo così, messi a disposizione del consumatore con prezzi più bassi. Che significherebbe tra l'altro un aumento dei consumi. Intanto già dopo le festività le associazioni puntano ad organizzare un incontro con le grandi cooperative trevigiane e venete per cercare di sostenere soprattutto i giovani allevatori, puntando sulla garanzia di qualità e salute del nostro latte. Prodotto italiano che possiamo dire è certificato, cosa che con latte spot non sempre accade. Assolutamente, il latte è uno dei prodotti più controllati, più sicuri in assoluto ed è in particolare quello italiano.